molto buoni con l'alto. L'olio dell'insalata nera arancido, l'olio del droghiere dell'angolo, che di qualità è migliore dell'olio del droghiere di Provice, ed è persino migliore dell'olio del droghiere ai piedi della salita. Non voglio dire però che l'olio di cotone sia cattivo. Ad ogni modo, l'olio del droghiere dell'angolo resta il migliore. Questa volta Mary ha cotto le patate proprio a dovere. L'ultima volta non l'aveva fatto cuocere bene. A me piacciono solo quando sono ben cotte. Mi aspettavano, non ostavano entrare da soli. Dovevano cenare con voi questa sera! Oh sì, mi aspettavano! E siamo affamati! Siccome la rivedevamo arrivare, stavamo andando a mangiare senza di loro. Non abbiamo mangiato nulla in tutta la giornata. E quanto a lei, non avresti dovuto uscire di casa! Ma sei lei che mi ha dato il permesso? Non l'ho fatto apposta. Non vorrei sbagliare, ma mi pare di averla incontrata già da qualche parte. Anche a me, signore, pare di averla incontrata da qualche parte. Non l'avrò per caso intravista a Manchester? Potrebbe darsi. Io sono nativa di Manchester, tuttavia non ricordo bene, signore. Non potrei dire se l'ho vista o no. Dio mio, veramente curioso. Anch'io sono nativo di Manchester, signore. Veramente curioso? È veramente curioso. Mi sta di fatto però, signora, che io ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa. Veramente curioso. Bizzarra coincidenza. Io ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa. Che potrebbero sembrare argomenti decisivi. Donald ed Elisabetta, non essendo genitori della medesima creatura, non sono Donald ed Elisabetta. O per credere lui di essere Donald, o per credere lei di essere Elisabetta, o per credere lei che lui sia Donald, o per credere lui che lei sia Elisabetta. Essi si ingannano amaramente.
molto male. Non accade quasi nulla. Qualche sciocchezzuolo, un camino, una spalla. Niente di serio. Cose che non rendono. E siccome non c'è rendimento, anche il premio di produzione è molto magro. Andiamo male in tutti i campi della stessa storia. Il commercio, l'agricoltura, proprio come il fuoco quest'anno, non si riesce ad ingranare. E niente grano e niente fuoco, e neppure inondazioni. Ma chiedono zucchero. Sì, perché lo fanno venire dall'estero. Per gli insetti sarebbe più difficile. Troppe tappe. Capita! Qualche volta, ma è cosa rara, una spizia per gas, o al massimo 2. Ad esempio, la settimana scorsa una giovane donna ci è spiziata. Aveva lasciato il gas aperto. L'aveva dimenticato? No, ma ha creduto che fosse il suo pettine. Le confusioni sono sempre pericolose. Senta, è andato a vedere il venditore di fiammiferi? Non posso, è assicurato contro gli incendi. Allora, passi a mio nome dal vicario di Wakefield. Non sono autorizzato a spegnere i fuochi degli ecclesiastici. Il vescovo se l'avrebbe a mano. Quella è gente che se li spegne da sola, oppure se li fa spegnere dalle vestali. Provi allora a casa del signor Durand. Neppure lì posso. Non è inglese. Gli stranieri naturalizzati hanno il diritto di possedere case, ma non quello di farsele spegnere quando bruciano. Ma il buono scorso anno gli è scoppiato un'incendiata ed è stato spento lo stesso. Se l'è sbrigata tutta da sola, clandestinamente. Oh, non sarò certo io a denunciarlo. Nemmeno io. Signor capitano, visto che non ha molto fretta, perché non rimane un po' con noi, se ci farà piacere? Volete che vi racconti degli aneddoti? Oh, Le storie dei pompieri sono tutte vere, tutte vissute. Io parlo solo di cose che ho provato io stesso, niente libri, solo vita, vita vera. Giustissimo! D'altronde la verità non sta nei libri, ma nella vita. Cominci? Cominci. Dici che comincia? Domando scusa, ma non guardatemi così, mi mettete in soggezione, lo sapete che sono timido. Sei bravo! Cercherò di cominciare, ma promettetemi di non ascoltare. Se non ascoltiamo, non sentiremo ciò che lei dice. Ah già, non ci avevo pensato. Che ti avevo detto,